Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi Alessandro Conte, riconfermato presidente della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Insomma, oltre alla cortesia di essere qua con noi, l'abbiamo preso al volo perché è indaffaratissimo. Lui, imprenditore, titolare di un'azienda che lavora nel campo dell'impiantistica, diceva prima fuori onda, siamo fortunatamente pieni di lavoro e questo è un bel segnale per l'economia del territorio, nel caso parliamo di Asolo e dintorni, insomma potrebbe essere anche un segnale premonitore di una vera ripresa. Certo, buongiorno a tutti. Un po' di ottimismo. Io credo proprio di sì, i dati confortano questo, ma poi anche nella realtà, visto che noi lavoriamo nel settore dell'impiantistica, per cui sentiamo anche il polso delle aziende, se fanno investimenti oppure no, abbiamo visto che quest'anno veramente stiamo lavorando molto in questo periodo perché ci sono le aziende che stanno investendo, mettendo macchine nuove, piccoli ampliamenti, ma che danno fiducia a una ripresa consolidata. Insomma, ecco, approfittando della pausa estiva stanno investendo. Esatto, perché gli investimenti di macchinari o altro si fanno in questa stagione proprio perché usufruiscono poi del periodo di ferie proprio per assestare poi la propria azienda e fare gli allacciamenti che servono e via. Per cui capiamo che questo tipo di dato è un dato positivo che ci conforta anche per la ripresa dopo le ferie, ma senz'altro è un dato dove le imprese vedono avanti in maniera positiva. Insomma, tanto per non essere comunque troppo contenti parliamo anche un po' di credito alle imprese? Qui il problema del nostro territorio che effettivamente con la problematica delle due banche, esatto, credo che per noi sia un discorso da affrontare in maniera seria. Adesso con l'arrivo di Banca Intesa e grazie all'arrivo di Banca Intesa e grazie all'intervento del governo che ha salvato queste due banche, credo che il dialogo adesso deve essere forte per poter dare a quello che serve alle nostre imprese. Banca Intesa è una banca che magari non è quella che arriva con un'esperienza di territorio di piccola impresa, microimpresa, però vuole investire su questo settore e noi come associazione, insieme anche alle altre associazioni, anche al progetto Arsenale 2022 dove ci sono 10 associazioni venete importanti, stanno cercando di parlare sia da una parte con il governo ma soprattutto con Banca Intesa per creare quelle linee di credito che servono poi alle nostre imprese. Insomma. Cosa c'è secondo lei che non funziona nel sistema delle banche di territorio? Perché una decina d'anni fa c'era stata una scelta del mondo della piccola impresa che guardava proprio le banche del territorio. Nel momento in cui c'erano le incorporazioni, le aggregazioni a livello nazionale, ricordo il mondo artigiano diceva certo. Credito cooperativo, banche del territorio. Anche verso quel tipo anche il credito cooperativo è andato in crisi. Certo. Due banche come Veneto Banca e Popolare di Vicenza sappiamo la fine che hanno fatto. Cos'è che non funziona? Le popolari, insomma, non è che vivano neanche loro di grandissima salute. No, ma credo che ci siano più fattori che hanno influito sull'andamento negativo di queste banche di territorio. La crisi, perché la crisi ha toccato un po' tutti e ha toccato soprattutto il mondo del credito, per cui le banche hanno avuto grosse sofferenze. Ma dall'altra parte bisogna anche dircelo, perché non possiamo nascondere che chi ha governato questi istituti non ha governato come doveva, insomma, ecco, e qua dobbiamo farci un grosso mea culpa, proprio perché credo che se guardiamo a come sono stati condotti i crediti che hanno dato alle imprese, via amici degli amici, credo che queste siano state poi le basi di un andamento negativo poi su questo tipo di banche. Credo che dovremmo migliorare quelle che sono le conduzioni di questi istituti
ma soprattutto dobbiamo cercare di essere più impresa anche all'interno del mondo del credito. Ecco, a prescindere da casi appunto di diciamo, non trasparente gestione, c'è anche comunque purtroppo la missione di una sconfitta che ormai nel mondo che viviamo il piccolo non è più bello, almeno nel mondo della finanza, perché... Ma diciamo che il piccolo non è che non sia più bello, abbiamo visto che anche dopo la crisi il piccolo sta ancora cercando di mettersi in moto e credo anche che riesca a superare questi momenti negativi. Il problema è che il piccolo non ha patrimonio, non è patrimonializzato, per cui quando affronta il periodo di crisi non ha ossigeno poi per sopravvivere a lungo. Ecco che uno dei compiti che abbiamo anche come associazione è cercare di creare quelle reti di impresa, quella capacità di mettere insieme la piccola e microimpresa proprio per cercare di patrimonializzarla, ma anche di dare un futuro un po' più ampio nella visione di un mercato non solo interno e dietro casa, ma un mercato internazionale. Per cui su questo ci stiamo lavorando, è uno dei punti importanti anche della nostra CNA, e su questo si innesca tutto il settore anche della formazione, dove che la formazione senz'altro è una questione importante per rilanciare l'impresa, rinnovare l'impresa, innovare l'impresa. Noi cerchiamo di portare all'interno delle nostre imprese la digitalizzazione. Questo lo può fare solo un capitale umano formato, dei giovani e via. Ecco che attraverso i canali anche del terziario avanzato, che è uno dei settori che sta crescendo nell'artigianato, cerchiamo di inserire all'interno delle aziende quelle che sono le innovazioni tecnologiche. Su questo cercando di non far spendere, di non aver personale fermo all'interno, perché non ha poi la capacità di essere pagato, ma cercando di inserire dall'esterno delle aziende strutturate che lavorino per rinnovare tutto il ciclo della lavorazione, ma cercando di digitalizzare l'impresa. Questo significa che la scelta strategica di CNA Veneto è di puntare soprattutto sulla seconda parte, voglio dire, della definizione CNA. Prima volta era Confederazione Nazionale dell'Artigianato, poi è diventata dell'artigianato e della piccola impresa. Quindi è una scelta strategica più verso la piccola impresa che verso l'artigianato come lo intendiamo ancora adesso? Certo, noi stiamo creando proprio un legame stretto con il territorio per formare queste imprese ad crescere, no? A fare piccola impresa, non più microimpresa. La microimpresa ha sempre più difficoltà a sostenersi, ma anche a creare e cercare di avere quel lavoro di sostegno. Con questo noi cerchiamo anche di lavorare per far crescere i nostri territori, cercare di mettere insieme i nostri territori. Allora all'interno della CNA stiamo cercando di mettere insieme le province, mettere insieme i servizi, mettere insieme quelle che sono le nostre eccellenze che abbiamo nel territorio, e dando anche la possibilità di nuovi servizi innovativi, ma servizi che l'impresa cerca oggi, che non ci sono sul mercato. E questo lo facciamo se mettiamo in rete anche noi tutta una serie di possibilità. Dall'altra parte però abbiamo bisogno di avere un interlocutore che sia un interlocutore che guardi avanti, per cui un territorio che riesca a mettere insieme quelle che sono le sinergie. Non possiamo pensare, ad esempio, no? Guardiamo la provincia di Treviso, che è quella che conosco di più. Nella provincia di Treviso ci sono 95 comuni e ci sono 1050 zone artigianali industriali, no? Ci sono più di 10 zone per comune. No? Che sproporzione. È sproporzione. Allora, se pensiamo di portare la banda larga,
portare i servizi innovativi e via, dobbiamo accorpare, dobbiamo fare delle aree tecnologicamente più avanzate, e questo si fa solo mettendo insieme un territorio. Ecco che spingiamo anche la regione da una parte, ma i comuni, a cercare di trovare delle possibilità di mettere insieme i servizi, di fare le unioni, di fare le fusioni, visto anche che ci sono delle possibilità di avere dei contributi per far questo, insomma. Ecco. Cioè, quindi unione, fusione, integrazione, sistema, mi paiono le parole del suo prossimo mandato. Certo, e su questo aggiungiamo anche il discorso di un'evoluzione attraverso la formazione di quelle che sono le capacità di innovare sia all'interno nostro che all'esterno attraverso il terziario avanzato sulle nostre imprese. Grazie ad Alessandro Conte, che è il riconfermato presidente di CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa. Quindi allora, integrazione, sistema e formazione, i due capisaldi del suo lavoro. Grazie. Certo. Grazie a voi, buongiorno. Altrettanto, alla prossima.